Vediamo com'è. Ve la faccio vedere da vicino perché in lontananza non rende giustizia a questa torta. Che dite amici miei belli? Torta gelato da friggere che fa male. Croccante alla marina, ed è subito, vi rinfrescate subito. Buonissimo. In questa torta gelato troverete la cremosità, la croccantezza, la bontà, la freschezza. Che dite? Volete preparare pure voi? Ovvio. Prepariamo insieme. Andiamo via. Let's go. Come prima cosa ho fuso il cioccolato a bagnomaria o al microonde, poi l'ho spennellato su carta da forno del diametro della tortiera che andrò a utilizzare. Ho cosparso di nocciole tritate grossolanamente e poi nel frigo a rapprendersi. Ora creiamo la base della torta. Briciolare i biscotti finemente. Il metodo a voi la scelta. Io vi consiglio metodo mattarello perché uno ci sfoghiamo facendo po e due bruciamo pure qualche caloria, no? Ho inserito poi il burro fuso e un pochino di olio mescolata e poi ho versato tutto sulla tortiera con base carta da forno. Compattare come meglio credete con un cucchiaio, con la mano, con un fondo di un bicchiere e poi va messo nel frigo. Nel frattempo prepariamo la farcitura, ovvero il nostro gelato shue. Quindi monto la panna con un po' di latte condensato e la vaniglia fino ad ottenere questa consistenza. Deve essere semi montata, non deve essere troppo compatta. Anche le scialde di cioccolato sono pronte, mi raccomando ad essere sottile, non doppia, altrimenti avrete difficoltà poi nel taglio. Così deve essere. Tutte le basi sono pronte, non ci resta che comporre la nostra torta. Sulla base dei biscotti metto un po' di sciroppo di amarena e poi verso metà del composto del nostro gelato. Amarena a sentimento, mi raccomando, non fate che stiamo croccante all'amarena, quindi l'amarena ci deve stare. Poi mettiamo la cialda del cioccolato, qualche sughetto sopra e l'altra metà del composto di gelato. Ancora amarena. L'ultima cialda, mi raccomando, tutto bello pieno di nocciole, amarene, sciroppo di amarene e terminiamo con un poco di cioccolato fuso e poi dritto nel freezer per qualche ora. Amici belli, ecco qua, qua sulla panna andiamo a decorare. Preparate la torta gelato il giorno prima per il giorno dopo oppure la mattina per la sera, l'importante si deve solidificare benissimo. Amici belli, questa è una cosa in più, potete anche non farla. Assaggiamo allora, vado, sentite? E tutto quel crosh maro, ma lo dirò fa. Guardate, ma la bellezza c'è. Assaggiamo. Maro. Anche gli amici miei belli, voi che state sempre a dieta, no? Che mi abboffate di parole perché baby tu ci fai ingrassare, Poi lo so che sotto fate le cose, preparate le cose, Quindi, mi raccomando, questa ricetta nei vostri giorni di sgarro la dovete fare, sa da fare, assolutamente. Torta gelato croccante alla marena? Che ste? Che non si fa così? E fallo tu.